Parte in fase sperimentale un nuovo sistema di monitoraggio dei ponti delle strade del Veneto, ideato da una start-up trevigiana che l'ha proposto a Veneto Strade. Lo applicheremo con delle resine epossidiche e saranno i sensori, gli strumenti che ci daranno i dati e le informazioni su come si muove in tutti i sensi il ponte, cioè si muove il ponte. La sperimentazione inizierà dal ponte sul torrente Rudavoi tra Cortina e Misurina, costruito nel 2011. Pertanto il banco di prova ideale per capire se il sistema di monitoraggio sia efficace o meno. Verrà applicato a gennaio per 3 mesi e se l'esito sarà positivo si estenderà ai primi 20 ponti regionali, partendo da quello sulla tangenziale di Treviso. Noi abbiamo in gestione fra pianura e montagna 550 ponti. Dalle prove, dalle verifiche che abbiamo fatto subito dopo, già prima e subito dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, non abbiamo ponti in condizioni di critiche di crollo, però abbiamo dei ponti che necessitano di manutenzione. Già un anno fa nella legge di stabilità avevamo inserito i 15 milioni sul triennio per gli interventi di manutenzione straordinaria sui ponti. Diciamo che non abbiamo avuto bisogno di aspettare il disastro di Genova per essere sensibilizzati su questo punto. 5 milioni nel 2018, di cui 4 milioni e 7 andranno per i lavori, 300 mila euro sono stati utilizzati per il monitoraggio, 5 milioni sul 2019 e 5 milioni sul 2020, ma la mia intenzione è quella di farla diventare uno stanziamento ordinario. Ci tengo a dire che non ci sono pericoli di criticità, di crollo, sono manutenzioni straordinarie che sono necessarie per mantenere in buono stato di salute il ponte. Un controllo fondamentale per evitare fenomeni di cedimento o di collasso delle strutture e ha un costo decisamente contenuto. Un sensore come questo che vi ho mostrato costa intorno ai 100 euro, quindi fate il conto, sul ponte sul Rudavoi ne mettiamo 18, quindi vuol dire 1800 euro. Insomma. Cosa vi ha fatto dire sì? Ma ci ha fatto dire sì, il costo bassissimo, la novità è che rispetto agli attuali sistemi di monitoraggio dei ponti, che questi trasmettono in remoto e quindi non c'è bisogno di mandare nessuno a raccogliere i dati dalle centraline poste vicino al ponte, e il fatto che ci consente un monitoraggio continuo.